Ciao, sono Andrea Coppi, sono uno scenografo e collaboro da diversi anni con alcune realtà teatrali che si occupano soprattutto di teatro ragazzi, in particolare il Teatro delle Quisquiglie e Fondazione Aida. Oggi vi racconterò che cos'è la scenografia e lo farò attraverso la costruzione di un piccolo lavoretto che potrete provare a fare anche voi a casa. Prima di tutto, cosa fa lo scenografo? Lo scenografo si occupa di pensare, progettare e a volte realizzare tutte le strutture e le immagini che saranno sul palcoscenico e ci aiuteranno a raccontarvi una storia, facendovi immaginare gli ambienti, i luoghi e le atmosfere del racconto teatrale. Per i più grandicelli, visto che il tempo in questo periodo non manca, vi consiglio di leggere questi due libretti molto interessanti, scritti da due grandi del teatro italiano, che sono Tonino Conte e Emanuele Luzzati. E proprio da Luzzati parto per raccontarvi di una tecnica utilizzata in teatro fin dall'antica Grecia e che è arrivata fino ai giorni nostri e Luzzati ha utilizzato moltissimo per le proprie scenografie e a cui sono molto affezionato: i periatti. Che cosa sono? Sono dei prismi, spesso a base triangolare, sui quali vengono dipinti o costruiti gli ambienti della nostra scenografia. Ad ogni faccia del prisma corrisponde un ambiente e girandoli abbiamo dei cambi di scena molto veloci e sicuramente d'effetto. Possiamo provare a costruirli in piccolo anche noi. Come? Servono dei fogli da disegno, colori, matite, colla e un po' di fantasia. Io ho provato a realizzare per voi 3 ambienti di una delle storie che conoscete tutti sicuramente, che è Capuccetto Rosso. Quali sono gli ambienti della nostra storia? Il primo è la casa di Capuccetto Rosso da cui la bambina parte per andare a casa della nonna. Il secondo è naturalmente il bosco dove avverrà l'incontro con il lupo e il terzo è la casa della nonnina. Bene, per prima cosa prendiamo 4 fogli di carta, magari di un album da disegno, e con l'aiuto di una matita e dei righelli dividiamo il foglio in 3 parti uguali, lasciando una piccola fettina che ci servirà per chiudere e incollare il nostro prisma. Poi, su ogni fetta di questo foglio disegniamo un pezzo del nostro ambiente e così lo replichiamo per tutti e 4 i fogli preparati. Una volta che i colori sono asciutti, pieghiamo lungo le linee i nostri prismi e li chiudiamo utilizzando la colla stick. A questo punto li possiamo infilare in un piccolo teatrino realizzato con una scatola di cartone e possiamo giocare a girare i periatti e immaginare come potrebbe essere il nostro spettacolo. Sarà divertente scoprire così la magia di un cambioscena. Bene, non mi resta che augurarvi buon divertimento e buon teatro. Ciao!